Buongiorno e ben ritrovati con la nostra prima edizione anche oggi per raccontarvi tutto quello che accade nel nostro territorio. Ci sono molte notizie da raccontarvi, molta la cronaca. Fra poco torneremo infatti a parlare dell'omicidio di Shinpei Tominaga, il 56enne giapponese, imprenditore giapponese che è morto dopo quel pugno terribile nella rissa, dopo aver cercato di sedare la rissa di Udine. Il responsabile di quel pugno, il 19enne trevigiano, ha rinunciato al riesame di fatto dicendo: voglio restare in carcere, non voglio più dare peso alla mia famiglia e voglio assumermi le mie responsabilità. E intanto oggi c'è l'autopsia sul corpo del povero 56enne. Fra poco ne riparleremo. Tante ancora la cronaca, c'è lo spavento, la paura per quelle 2 imbarcazioni turistiche andate a fuoco a Murano ieri sera, ma c'è anche un caso che fa discutere in questi giorni in tutta Italia, il caso delle 3 studentesse ribelle del liceo Foscarini di Venezia che, lo ricorderete, dopo aver ricevuto il voto basso allo scritto di greco hanno deciso di fare lo sciopero dell'orale alla maturità. Ebbene, Linda Conchetto, Virginia Gonzale e Lucrezia Novello avevano rischiato la bocciatura ma sono state promosse ottenendo i voti finali tra il 71 e i 67 centesimi, ovviamente più basso di quanto previsto, ma avevano seriamente rischiato la bocciatura per quella che avevano definito una battaglia di principio. L'ufficio scolastico regionale non ha mosso infatti alcun procedimento nei loro confronti in assenza di segnalazioni ufficiali. Le reazioni però non si sono fatte attendere, a partire dall'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan. Sentiamo le sue parole su questa vicenda e sul risultato poi ottenuto, cioè sul fatto che non sono state bocciate. Queste studentesse hanno dimostrato innanzitutto immaturità e siccome si sta affrontando l'esame di Stato, che è l'esame principale nella vita di ciascuno, è il ricordo che noi abbiamo nel momento in cui finiamo la vita dell'adolescenza, entriamo nella vita matura, della vita adulta. È un esame che non comporta solo il fatto di avere terminato un percorso, di avere conseguito determinati raggiungimento di obiettivi, che sono quelli della didattica, ma anche di dimostrare di poter entrare, di essere a posto, degni di entrare nel mondo degli adulti. La disobbedienza è parte di questi valori? Io credo di no, soprattutto quando lo si fa contro le istituzioni. Se la disobbedienza è un valore, sarà la famiglia di quei ragazzi a pensare che questo sia un valore. Per me non lo è. Per me la disobbedienza contro le istituzioni invece è l'inizio di un percorso diverso nella vita. Quello che ti porta ad essere contro le regole, contro le istituzioni, contro le leggi. Potenzialmente qualcuno quindi che nella vita penserà che si possa fare qualcosa anche di non lecito, non legale, irrispettoso e di farla franca, perché poi questo è il risultato. E allora quello che hanno fatto queste ragazze è stato per me molto grave, è un atto di disobbedienza contro le istituzioni, contro l'istituzione scuola, contro l'istituzione docenti. Poi ci lamentiamo quando vediamo comportamenti sbagliati e quante volte mi è capitato nella mia vita da assessore regionale di dover ricevere costernate posizioni di insegnanti che mi dicevano: nemmeno più nel nostro ruolo siamo rispettati, abbiamo le contestazioni delle famiglie, che è la cosa che stupisce di più ancora dei ragazzi. E quindi io credo che questo sia stato un atto molto e profondamente sbagliato per tutto ciò che comporta. Queste ragazze troveranno nella vita anche ingiustizie o ingiustizie che loro riterranno tali, anche di non essere valutate secondo quello che loro riterranno essere il merito. Ma le strade allora saranno 2: poter cambiare, voler cambiare le cose da dentro nel rispetto delle regole, o voler farle le disobbedienti. I disobbedienti oggi ne abbiamo anche troppi, qualcuno addirittura al Parlamento europeo, ma per me quello ha un altro nome. Quindi insomma le parole dure dell'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan. Come detto, l'ufficio scolastico regionale non ha preso alcun provvedimento nei confronti delle ragazze in assenza di segnalazioni. Sentiamo cosa avevano detto ieri le ragazze ai microfoni di Filippo Fois e come spiegavano ieri la loro scelta.
È stato un orale spiazzante per i professori che si sono anche abbastanza arrabbiati e spiazzante anche penso per tutti i nostri conoscenti. La scelta di Linda e delle sue compagne di classe Lucrezia e Virginia di non rispondere alle domande dei professori all'orale dell'esame di maturità al liceo Foscarini di Venezia è diventata un caso. Una scelta di disobbedienza civile maturata dopo i pessimi voti ricevuti nella prova scritta di greco da quasi l'intera classe, dove solo 10 su 14 hanno raggiunto la sufficienza. Valutazioni ritenute ingiuste dalle 3 studentesse che hanno tutte un ottimo curriculum scolastico. Ho iniziato l'orale chiedendo della versione, inizialmente non volevano mostrarmela, poi sono stati obbligati perché era mio diritto vederla e sostanzialmente gli errori che mi sono stati segnati non erano veri errori. Io poi sono andata all'orale con il dizionario di greco e la grammatica greca proprio per dimostrare che effettivamente quello che avevo scritto io era corretto. Ovviamente i professori non hanno voluto vedere né la grammatica né il dizionario. Gli errori contestati nella versione dalla docente di greco, commissario esterno proveniente dal liceo Franchetti di Mestre, per come li racconta Linda, appaiono più scelte stilistiche che errori grammaticali. Linda, che sta per partire per gli Stati Uniti, dove ha vinto una borsa di studio all'università, aveva ritradotto la versione a casa assieme alla madre, laureata in greco antico, trovando un solo errore. La scelta di non sostenere l'orale costerà alle studentesse un voto di maturità molto più basso, ma da parte loro non ci sono ripensamenti. Avevo delle medie molto alte, però penso che il mio gesto sia servito a molti studenti che spero si faranno avanti in un futuro e per far venire un po' fuori le ingiustizie che noi studenti viviamo tutti i giorni. Prima di tutto vogliamo vedere la versione, vederla con calma, e vogliono farlo anche queste mie 2 compagne che hanno fatto quest'atto con me. In un secondo tempo stiamo valutando di fare un ricorso al TAR. Adesso andiamo a Padova, l'autopsia sul corpo di Vera Slepoi non ha fatto emergere patologie particolari pregresse. Intanto nel pomeriggio previsti i funerali al Santo. Chiara Gaiani, buongiorno Chiara. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Con il collega Federico Cibotto ci troviamo sul sagrato della Basilica del Santo. Qui alle 15:30 i funerali di Vera Slepoi, la psicologa e psicoterapeuta padovana scomparsa esattamente una settimana fa, venerdì 21 giugno, trovata senza vita nella sua casa proprio che si affaccia qui su Piazza del Santo. 70 anni, la psicologa e psicoterapeuta non aveva patologie particolari se non essersi sottoposta a un banale intervento al ginocchio qualche settimana prima della sua scomparsa. Per questo la famiglia ha affidato, si è rivolta ad un legale, Massimo Munari, ha presentato un esposto in procura perché fossero indagate le cause della sua morte. L'autopsia, come dicevi tu, non ha rilevato patologie particolari, è stata eseguita nella giornata di mercoledì dal professor Raffaele De Caro senza la presenza di periti di parte, perché il legale della famiglia ci ha detto che si tratta di un medico molto noto, insomma è un professore molto stimato. Saranno però i risultati di tutti gli esami tossicologici eseguiti sul corpo a dare un quadro completo di che cosa possa essere accaduto, e questi non saranno depositati in procura prima di 90 giorni, la data ultima è quella del 25 di settembre. Ma torniamo a quello che accadrà oggi. Tante le personalità attese a Padova per i funerali di Vera Slepoi, che si terranno, appunto dicevo, nella Basilica del Santo. Alle nostre spalle saranno celebrati dal rettore del Santo, padre Antonio Ramina, a organizzare, a dare una mano alla famiglia di Vera Slepoi. La mamma centenaria probabilmente resterà a Portogruaro, ma ci saranno la sorella e il nipote, la famiglia della sua amica di sempre, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministro delle riforme istituzionali ed ex presidente del Senato. Era proprio con la figlia la sera prima della sua scomparsa, aveva partecipato ad una cena dei Lions. Per volontà della famiglia le telecamere, i fotografi dovranno restare sul sagrato della Basilica e quindi non potranno restare all'interno, proprio per rispetto e per rispettare questo momento di dolore e di saluto che noi ovviamente per quanto possibile seguiremo e vi racconteremo. Ringrazio il collega Federico Cibotto per la collaborazione
tecnica. Dalla Basilica del Santo da Padova la linea può tornare allo studio. Grazie a Chiara Gaiani e a Federico Cibotto. Un'altra autopsia e restiamo a Padova. Sono stati resi noti infatti gli esiti dell'autopsia sul corpo della piccola bimba camerunense morta domenica scorsa a Ponte San Nicolò dopo essere caduta in una canaletta di scolo. L'autopsia eseguita nelle scorse ore dal medico legale dell'Università di Padova ha confermato l'annegamento come causa del decesso della piccola Akira, la bimba camerunense di 3 anni, morta domenica pomeriggio in una canaletta di scolo a Ponte San Nicolò. Nei polmoni della bambina era presente acqua. I risultati di ulteriori analisi arriveranno invece nelle prossime settimane. All'autopsia era presente anche un medico legale di parte nominato dall'avvocato del papà della piccola, che è indagato per omicidio colposo. L'ingegnere camerunense di 39 anni è distrutto dal dolore. L'indagine con l'accusa pesante di omicidio colposo è un atto dovuto della Procura di Padova che consente di svolgere tutte le verifiche necessarie. Il dramma è avvenuto domenica 23 giugno nel tardo pomeriggio. La piccola era andata con il padre ad un ritrovo della comunità camerunense in zona industriale a Ponte San Nicolò, mentre la mamma e la sorellina più piccola erano rimaste a casa. Un'altra tragedia che ha scosso il Padovano e non solo, tutto il Veneto, il femminicidio di Giada Zanola a Vigonza. Lo ricorderete, la donna che è stata gettata dalla cavalcavia della A4. Arrivano infatti i primi risultati degli esami tossicologici svolti durante l'autopsia e sul corpo della giovane mamma sono state trovate tracce di ansiolitici. Stordita con le benzodiazepine, caricata in auto incosciente, posata sul primo gradone del cavalcavia di Via Prati e poi lanciata sulle auto in transito lungo la A4 nel cuore della notte del 29 maggio. Potrebbe essere questa la dinamica della tragica morte di Giada Zanola. Sul tavolo del PM Giorgio Falcone, che coordina le indagini sul femminicidio della giovane mamma, sono arrivati i primi riscontri degli esami tossicologici eseguiti durante l'autopsia dal professor Claudio Terranova, che confermano che nel corpo di Giada sono state trovate tracce di uno psicofarmaco che induce sonnolenza e stordimento che nessun medico le aveva prescritto. Un dubbio che torturava Giada Zanola, che alle amiche nei mesi precedenti la sua morte aveva confidato i suoi sospetti: credo che Andrea mi avveleni. La scoperta potrebbe aggravare la posizione di Andrea Favero, il compagno della donna, in carcere con l'accusa di omicidio aggravato. Dopo una prima confessione agli agenti della Polizia Stradale di Padova, Andrea Favero al PM aveva detto di aver inseguito la compagna nel cuore della notte sul cavalcavia, di averla raggiunta e poi di non ricordare più nulla. Le telecamere della zona hanno ripreso l'auto di Favero arrivare sul cavalcavia, fare un'inversione a U, fermarsi per qualche minuto e poi ripartire. In quel lasso di tempo l'uomo avrebbe gettato il corpo della compagna, la mamma del loro bambino. Tesi i rapporti tra i due negli ultimi tempi. Giada Zanola voleva lasciarlo e rifarsi una vita con un nuovo compagno. Andrea Favero la fine del loro rapporto non l'aveva mai accettata. Ancora la cronaca, ma ci spostiamo nella Marca Trevigiana, a Mogliano Veneto, dove sin dalle prime luci dell'alba è in corso un blitz condotto dalle pattuglie dell'Arma dei Carabinieri di Treviso in collaborazione con la polizia locale nello stabile dismesso in via dei Mille a Mogliano Veneto Teatro. Lo ricorderete, abbiamo realizzato un servizio su questo a inizio settimana di disordini che avevano visto protagonisti svariati stranieri in evidente stato di alterazione psicofisica che avevano trovato rifugio in quella zona. Ebbene, il blitz di stamattina si è concluso con l'arresto di un 26enne e di un 46enne di origini tunisine. Al momento sono stati rintracciati nella zona e condotti in caserma 2 stranieri, sul conto dei quali sono in corso accertamenti circa il loro verosimile coinvolgimento nel lancio di oggetti contundenti e nelle minacce e atteggiamenti ostili verso i carabinieri che si erano appunto verificate nella tarda serata di domenica scorsa. Quindi un blitz interforze a Mogliano, in quello stabile abbandonato dove era stato teatro dei disordini già domenica sera. Sempre i carabinieri, sempre nella Marca Trevigiana, ma torniamo a raccontarvi dell'operazione che ha permesso di arrestare un 57enne responsabile di una violenta rapina in casa avvenuta a Pederobba.
Vive in via Boschi tra Onigo e Pederobba in una casa isolata. 2 anni fa è stato aggredito, picchiato, legato e rapinato. Ora i carabinieri hanno identificato e arrestato il malvivente. Lui, Mario Piccoli, 73 anni, racconta quel terribile giorno quando il rapinatore lo ha avvicinato e per un intero pomeriggio ha carpito la sua fiducia fino a quando lo ha colpito. Mentre mi abbasso così, sento la botta in testa e dopo sono caduto così, no? E poi lui mi prendeva per solo, voleva legarmi, io ho cercato di resistere, ma dopo lui aveva il coltellino là che mi picchiava sulla testa col coltellino là e mi sono lasciato legare. Dove sono i soldi? Dove sono i soldi? Lo aveva intrattenuto spacciandosi per un venditore di macchine agricole, gli aveva chiesto delle informazioni stradali. Poi, dopo oltre 3 ore, il 73enne gli ha spiegato la strada invitandolo ad andarsene e così sembrava, ma lui è tornato con altre scuse, fino all'aggressione. Voleva i soldi. Io prima gli dicevo i soldi sono in banca, io non tengo qua soldi lì. E dopo ho detto ti do il portafoglio che c'ho, ti insegno dov'è. Allora lui mi ha accompagnato dietro, ho fatto fare il giro perché dentro avevo sti cagnolini piccoletti qua in cucina, allora non l'ho fatto neanche entrare dalla cucina, gli ho fatto fare il giro dietro e entrare dalla porta dietro. E gli ha dato il portafoglio? E lui mi ha legato contro un palo che c'era dietro nella cantina. Si è preso il portafoglio ed è fuggito lasciando l'anziano legato e ferito. Lei è riuscito a liberarsi in qualche maniera? Sono riuscito a liberarmi perché era quello spago là un po' rigido che spingendolo indietro il nodo si scioglie e in qualche maniera l'ho aperto dove ero legato. Poi sono andato in cucina, ho preso il coltello, l'ho messo dritto così e ho tagliato tipo come si fa nei film. Poi la telefonata al fratello che ogni sera andava a trovarlo, ma proprio quella volta era in ritardo, e ad un amico che ha subito allertato carabinieri e soccorsi. Sta più attento ora, ovviamente. Beh, insomma, c'ho un paio di cani qua che mi avvisano se arriva qualcuno e non faccio entrare nessuno. Se qualcuno vuole entrare mi hanno detto fai 112 che noi arriviamo. Allora, al 112 i carabinieri come sono arrivati a quel rapinatore lo vediamo nel servizio. Un mozzicone di sigaretta trovato nel cortile della casa. Le indagini dei carabinieri di Montebelluna e le analisi del RIS di Parma su questo reperto hanno permesso di inchiodare il rapinatore che nel dicembre del 2022 ha picchiato brutalmente un anziano per poi legarlo e rapinarlo. L'uomo, un 57enne di Trento pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Treviso ed eseguita dai militari dell'Arma nella casa circondariale di Trento, dove l'uomo si trova recluso per reati riguardanti il possesso di armi. Il grave episodio è avvenuto nell'abitazione della vittima, all'interno del cortile dove l'anziano gli aveva offerto da bere 3 bicchieri di vino, ci racconta, ma poi tutto è accaduto in un attimo. Ha approfittato di un momento di distrazione, ha colpito l'anziano con un tubo di ferro alla nuca, l'ha minacciato con una roncola, l'ha reso inerme legandogli le braccia e bloccandolo a ridosso di una scaffalatura, e si è impossessato del suo denaro, circa 1.000 euro. La vittima soccorsa e trasportata in ospedale vi è rimasta per 3 giorni con lesioni ad un braccio e ferite alla testa, 40 giorni di prognosi, mesi invece per poter tornare a muovere nuovamente il braccio grazie alla riabilitazione. I carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini raccogliendo indizi e prove che il malvivente aveva lasciato, anche tracce su un bicchiere dal quale il malvivente aveva bevuto il vino. In più l'attività tecnica condotta attraverso l'analisi e il confronto di tabulati di traffico telefonico e in cella e l'attività di analisi condotta sui reperti raccolti sulla scena del crimine, in particolar modo di un mozzicone di sigaretta che è stato ricondotto al rapinatore stesso, ci hanno permesso di addivenire alla sua identità. Il 57enne è accusato di rapina pluriaggravate e lesioni. Il residente nella provincia di Trento, il malvivente bazzicava nella Marca. La vittima non conosceva il suo aggressore prima del fatto, ma forse lui lo aveva controllato e sapeva che la sua casa era isolata e che viveva da solo.
Restiamo nella Marca, andiamo a Conegliano per parlare della Marca e anche di quanto accaduto a Udine. Lo dicevamo in apertura della nostra prima edizione, torniamo a parlare dell'omicidio di Shinpei Tominaga. Anna De Roberto è in compagnia dell'avvocato difensore del 19enne ritenuto responsabile di quel pugno fatale per il povero 56enne. Oggi c'è l'autopsia sul corpo dell'uomo. Anna De Roberto. Sì, eccoci Nicola, buongiorno, in diretta dallo studio dell'avvocato Tino Maccarone, che saluto e ringrazio ovviamente per la sua disponibilità. Avvocato, l'autopsia, c'è il giuramento in corso proprio in questo momento mentre stiamo parlando, quindi poi per avere i primi risultati dell'autopsia bisognerà ovviamente aspettare un po' di tempo, ma facciamo un passo indietro. Nicola, ieri lei ha incontrato i suoi due assistiti, Samuele Battistella, 2 ore e mezza di incontro. Esatto. E le ha detto che vuole restare in carcere. Esatto. Alla mia specifica domanda, ovviamente, di chiedere un riesame della misura cautelare, visto che comunque lui vive in famiglia, ha un lavoro, ha una famiglia comunque che lo segue, lo sostiene, diciamo in questa maniera, però lui categoricamente mi ha detto assolutamente no, dicendo esplicitamente il fatto che non vuole dare questo peso e questo dolore ulteriore alla famiglia, che preferisce attendere in carcere il processo. Ovviamente io ho specificato che potrebbero esserci anche le possibilità, ma lui si è assolutamente rifiutato. Quindi lui resta in carcere, questa la sua scelta. Lei l'ha visto provato, lui non immaginava che quel pugno avrebbe potuto avere l'esito fatale che ha avuto. Vogliamo ricordare che insomma Shinpei Tominaga, l'imprenditore che è intervenuto all'interno del Buonissimo Kebab per difendere una persona che in qualche modo era stata aggredita dai suoi assistiti insieme ad un terzo, ha sferrato questo pugno che non è stato immediatamente fatale. Shinpei è morto dopo 4 giorni di agonia. Dunque da lesioni colpose il capo di imputazione passa a omicidio preterintenzionale. Sì, molto probabilmente, anche se non abbiamo avuto la comunicazione ufficiale, ma molto probabilmente si passerà all'omicidio preterintenzionale. Il ragazzo è molto provato, le maggiori domande me le ha fatte sia per quanto riguarda l'imprenditore, questo povero imprenditore giapponese, chiedendomi chi era, cosa faceva, e io gli ho un po'... Quindi ha voluto sapere la sua storia, se aveva famiglia. Perché era Udine e tutto quanto, e gli ho anche detto il riverbero mediatico che ha avuto, proprio perché il signor Tominaga era una persona inserita nella realtà udinese, e per la sua famiglia di origine, preoccupandosi che i giornalisti non pressassero la sua famiglia da questo punto di vista. Ovviamente le ho dovuto dare delle spiegazioni molto banali e generiche a riguardo. Il ragazzo c'è un profondo pentimento. Sì, è in un gioco. Lui mi ha detto: se potessi portare indietro le lancette dell'orologio lo farei, ma è anche consapevole che questo non è, insomma. Avvocato, quali sono le strade ora? Allora, per avere, diciamo così, da quello che ho potuto intuire fino adesso, il quadro indiziario completo, manca da parte della difesa, manca la visione dei filmati che probabilmente acquisiremo oggi, e ovviamente l'autopsia. Una volta che avremo tutto il quadro indiziario sul tavolo, a quel punto, probabilmente anche insieme al ragazzo, stabiliremo quale possa essere una strategia di difesa. Potrebbe chiedere un rito abbreviato per il suo assistito? Non lo so, adesso vediamo anche l'autopsia cosa dice, se effettivamente è quello che sembra, il professor Moreschi, insomma. Cosa potrebbe dire l'autopsia, avvocato? Che quello è stato il pugno fatale? Ma guardi, allora, l'autopsia
chi fa il mio mestiere lo sa, le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Quindi anche se in questo caso la possibilità, l'imprevedibilità che possa essere accaduto qualcosa è minima, però noi dobbiamo avere la certezza della morte, delle cause di morte da parte del signor Shinpei. Poi sulla base di questo fatto è ovvio che noi valuteremo se è corretta l'eventuale formulazione dell'omicidio preterintenzionale, se non è corretta e tutto quanto. Per adesso, senza avere tutto una discovery di tutto quello che c'è sul tavolo, è un po' prematuro sostanzialmente. Quindi ancora ci sono dei punti da chiarire. Ricordiamo, Nicola, che l'avvocato Maccarone segue anche il secondo indagato per il quale ci potrebbero essere gli arresti domiciliari, voglio dire, il suo è un concorso. Ancora non abbiamo avuto teoricamente, sulla base dell'ordinanza, di quella bella ordinanza, per carità molto precisa, dettagliata, specifica, fatta dal GIP, sembrerebbe in un passaggio che ci fosse anche la possibilità di estendere il concorso anche a Daniele Vedam. Staremo a vedere da questo punto di vista, perché lì c'è più spazio da un punto di vista difensivo, se diciamo esistono le condizioni tecniche perché affinché sia un concorso da questo punto di vista, però mancano degli elementi importanti ancora da dover valutare. L'avvocato Maccarone incontrerà anche la famiglia di Battistella, per ora non vi siete incontrati, ma conta insomma di... Assolutamente sì, anche perché la mia nomina è avvenuta, per quanto riguarda il Battistella, è venuta 2 giorni fa direttamente dal carcere, quindi io non conoscevo neanche l'imputato, quindi ieri l'ho conosciuto e ho trovato un ragazzo. Non ho trovato una persona, noi abbiamo un po' di naso in queste cose. Ho trovato un ragazzo che ha fatto una cosa gravissima, però una cosa un po' più grande di lui, ecco, diciamo così. Per quanto riguarda il Vedam, valuteremo, probabilmente chiederemo il riesame per il Vedam chiedendo i domiciliari. Vediamo. Grazie avvocato. Voglio ricordarti, Nicola, che Samuele Battistella in realtà su di lui pende un altro capo di imputazione, perché si è reso responsabile di un atto di rapina, era ancora il 2022 se non sbaglio, sempre a Conegliano. L'avvocato Maccarone è stato designato anche per questo secondo processo, per cui anche qui poi si dovrà muovere di conseguenza. Se non hai domande da studio, Nicola, restituiamo la linea. Grazie davvero Anna De Roberto, grazie anche all'avvocato per il tempo che ci ha concesso. Intanto dicevamo a Udine continua l'omaggio alla memoria del 56enne, fiori e pensieri per l'imprenditore giapponese. Intanto oggi, come detto, prevista l'autopsia in queste ore e poi lo raccontava anche l'avvocato, le prime parole degli accusati, dei 3 trevigiani in carcere. Lo ripercorriamo nel servizio di ieri della redazione di Udine. È ancora forte lo shock per la perdita di Shinpei Tominaga e anche il giorno dopo il lutto cittadino. Per le strade del centro c'è l'atmosfera cupa della tragedia consumata nella nottata tra venerdì e sabato scorsi. L'umore è basso, in tanti hanno voluto partecipare al dolore della cittadinanza, stretta intorno a quello di una famiglia distrutta dal dolore e da una scomparsa inattesa, difficile da spiegare. Un gesto eroico si legge in uno dei tanti bigliettini apparsi in via delle Pelliccerie, nei dintorni di Buonissimo Kebab, dove il destino fatale si è abbattuto su Shinpei in veste di pugno sferrato da parte di Samuele Battistella. Tanti ricordi di chi ha voluto porre un pensiero, un mazzo di fiori, con tante richieste di un riconoscimento fattivo, sulla scia di quanto chiesto da Salmè, una via da intitolargli, o addirittura chi propone di cambiare il nome della stessa via delle Pelliccerie in via Tominaga. Lo ha detto il critico cinematografico Placereani in un post condiviso da tantissimi su Facebook. Il cartello Giustizia per Tominaga campeggia in città ed è un simbolo a suo modo di vicinanza. Abbiamo parlato del pugno scagliato da Samuele Battistella, che adesso fa
appendere sul capo dell'imputato il reato di omicidio preterintenzionale. Non volevo fargli del male, ha detto Battistella in una dichiarazione spontanea seppur sconsigliata dal suo legale. Ho tirato io il pugno ma non pensavo potesse andare a finire così, segno di un pentimento che serve a poco a tragedia ormai avvenuta per una colpa che non esisteva, ovvero aver chiesto di smetterla di pestare Petrov, 31enne ucraino aggredito. Non ha risposto Daniele Wedam, afflitto, mentre la difesa chiede pene meno afflittive come i domiciliari. Lavorano quindi le difese come quella di Abdallah Jouama, che vuole approfondire l'esame dei video ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Intanto è arrivato il conferimento dello svolgimento degli esami autoptici sul cadavere di Tominaga al medico legale Carlo Moreschi nella mattinata di venerdì 28 giugno per determinare se la morte sia sopraggiunta dopo le lesioni occorse per la caduta, ipotesi al momento più accreditata, o se sopraggiunta per la violenza del pugno, più difficile ma non da escludere. Solo dopo questi esami la famiglia riavrà la salma e potrà organizzare la cerimonia funebre. Al momento i 3 ragazzi del trevigiano restano in carcere, mentre non ci andranno i 2 ragazzi ucraini. Per Petrov è arrivato il divieto di dimora in regione, rigettata la misura cautelare per Boklac, difeso da Anna Casera, la cui unica colpa è stata cercare di difendere l'amico. Risvolti legali che non cancelleranno il dolore ma che risponderanno, si spera, alla voglia di giustizia che tutti hanno per Shinpei, che poteva voltarsi dall'altra parte ma che non l'ha fatto, pagando il prezzo più caro di tutti per un senso di altruismo e pura umanità. Adesso andiamo a Vicenza. In questi giorni in tutte le città del Veneto si celebrano i 250 anni della nascita della Guardia di Finanza. Questa mattina le celebrazioni a Vicenza diventa anche il momento per fare il bilancio dell'attività nella provincia Berica. Buongiorno Daniele Garbin. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Siamo proprio in compagnia del comandante provinciale Cosmo Virgilio, che questa mattina ha presieduto l'importante cerimonia di 250 anni della fondazione. Siamo all'interno della sede del complesso del San Tommaso. Ecco, un appuntamento importante a questo anniversario. Vicenza poi è stata anche l'occasione di fare un bilancio dell'operazione, no? Dall'inizio dell'anno abbiamo visto tante missioni ispettive, oltre 400 missioni ispettive, 6.000, insomma, erano gli elementi, gli interventi. Ecco, comandante, com'è andata? Dove soprattutto sono stati indirizzati? Ma diciamo che le cerimonie in cui ricordiamo gli anniversari di fondazione del corpo sono i momenti per fare un po' il bilancio delle attività dell'ultimo anno. Come ricordava lei, più di 6.000 interventi, più di 450 indagini di polizia giudiziaria, ma molto forte è stata l'attività nel contrasto alle frodi fiscali, più di 1.600 milioni di fatture false scoperte, 170 milioni di IVA proposta e recuperata, 1.800 lavoratori in nero. Ecco, questi sono un po' i settori sui quali ci siamo concentrati in particolare, soprattutto perché abbiamo ben chiaro l'obiettivo di tutelare e difendere le imprese oneste, le imprese serie, i commercianti, gli imprenditori, gli artigiani seri che con grande fatica creano una ricchezza sana per questo territorio e per i loro lavoratori. Ecco, a fianco di queste aziende, di queste imprese noi ci saremo sempre. Ecco, è anche giusto dare merito al vostro lavoro, che non sempre viene compreso, a volte può anche essere visto da alcuni così con fastidio. Anche questo è un problema di comunicazione, vero comandante? Comunque bisogna dire che avete, proprio a onore di quel lavoro fatto, c'è oltre 101 evasori totali, avete scoperto. Sì, è un lavoro difficile, molto complesso, spesso silenzioso, che a volte non viene compreso perché è molto tecnico, quindi per questo ci ho tenuto a ringraziare nel mio discorso voi come organi di informazione stampa. Ricordava i 101 evasori totali, sì, soggetti che hanno guadagnato decine di milioni di euro, che non hanno versato un euro d'imposta, che però con i loro comportamenti io credo si facciano beffe di tanti cittadini onesti che invece le tasse le pagano fino in fondo e contribuiscono a fare più ricco, più sviluppato questo territorio. Ecco, noi questi atteggiamenti non li tollereremo perché la cittadinanza ci chiede questo. Ecco, un altro fronte caldo invece sono i lavoratori, no? In nero, 1.800, avete trovato il contrasto proprio alle condizioni di sicurezza, importante anche in questo momento in Italia dove c'è una particolare attenzione, visto anche le derive da questo punto di vista. Sì, questo non è soltanto un tema di difesa del lavoro e dei lavoratori, è anche questo un tema di difesa del principio di libera concorrenza e libero mercato. Le aziende e le imprese si devono poter confrontare sul territorio del rispetto delle regole, è per questo che noi combattiamo, e per far sì che quelle che le regole le rispettano fino in fondo abbiano delle giuste aspettative di crescita economica e di ricchezza che è a vantaggio anche di questo territorio. E il tema del contrasto al lavoro nero, soprattutto spesso in settori come la ristorazione, l'agricoltura, il commercio, il turismo, attraverso lo sfruttamento di soggetti spesso extracomunitari anche senza permesso di soggiorno, ecco, questo è un tema sul quale noi siamo fortemente impegnati.
Allora intanto le auguriamo buon lavoro a lei e ai suoi uomini. Grazie a voi, grazie, un saluto ai telespettatori. Grazie. Allora Nicola, da Vicenza è tutto, restituisco la linea. Grazie al colonnello, grazie a te e grazie a Simone Squarcina per il contributo tecnico. Andiamo velocemente in pubblicità, poi di nuovo la cronaca, ma poi c'è anche la politica. Fra pochissimo. Rieccoci in diretta alla nostra prima edizione, torniamo a parlare dei problemi del carcere, del sovraffollamento delle carceri, in particolare una situazione a lungo denunciata, quello del sovraffollamento e anche del supercarico di lavoro all'interno del carcere minorile di Treviso. A denunciare questa situazione ormai allo stremo è un agente della polizia penitenziaria che dice di temere un'altra rivolta. Sentite. Abbiamo superato il limite degli spazi, dormono su brande di emergenza, su materassi posti a terra. La situazione nel carcere minorile di Treviso è preoccupante, a denunciarlo un agente della polizia penitenziaria. Attualmente l'istituto di Santa Bona ospita 24 detenuti, superando la capienza massima di 12 posti. Questo sovraffollamento comporta gravi difficoltà nella gestione quotidiana, con il personale costretto a trovare soluzioni come l'utilizzo di brande di fortuna e materassi direttamente sul pavimento. A confermarlo sono anche i sindacati in un comunicato. Su una stanza di 3 ce ne sono ammassati 6. Un servizio igienico dove fa da servizio doccia e anche igienico, dove anche succede quello che non dovrebbe succedere. Cosa è successo, ad esempio? Che un ragazzo ha dovuto aspettare chi la doccia, chi è andato in bagno e si è fatto i suoi escrementi addosso. La mancanza di spazio rende difficile l'applicazione di sanzioni disciplinari o l'isolamento per motivi sanitari. Inoltre, la ridotta pianta organica del personale penitenziario e l'imprevedibilità dei servizi di traduzione aggravano ulteriormente la situazione. E noi siamo giorno per giorno, ogni giorno in emergenza totale. Già in 2 giorni è come se fatto 3 turni di fila. Noi siamo abbandonati perché nessuno ascolta le denunce e in più siamo sotto organico perenne. Il sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia, Andrea Ostellari, ha annunciato che l'istituto penale per i minorenni di Treviso chiuderà entro 2 anni. Si prevede che alcuni detenuti verranno trasferiti alla nuova struttura di Rovigo, che dovrebbe risolvere i problemi di sovraffollamento e spazi inadeguati. Tuttavia è importante affrontare questa situazione con urgenza per evitare eventi simili a quelli verificatisi nell'aprile del 2022, quando si accese una rivolta. I minori detenuti all'epoca erano 13. Temete una rivolta come quella che c'è stata 3 anni fa? Sì, perché è stato anche esposto tramite una lettera sindacale proprio che noi temiamo che l'aria sia quella e loro vedono che sono abbandonati, nessuno li pensa, nessuno fa qualcosa per farli stare meglio, automaticamente si rivoltano contro lo Stato. A Venezia adesso, dove le opposizioni riportano con forza in Consiglio Comunale il problema del traffico acqueo, dopo la grande paura vissuta dai membri dell'equipaggio di barca da voga affondata proprio dal moto ondoso provato da alcune imbarcazioni a motore vicino al Ponte della Libertà. Sono stati momenti molto nei quali abbiamo avuto molta paura, perché non sapevamo come reagire. Stavano effettuando l'ultimo allenamento in laguna prima di partire alla volta di Vienna per partecipare ad una regata internazionale di canotaggio, con un equipaggio misto, metà uomini e metà donne, studenti e studentesse dello UAV di Ca' Foscari. L'allenatore di canotaggio del CUS Venezia, Alberto Vianello, si trovava al timone. Quando ci trovavamo circa a metà del Ponte della Libertà, siamo stati superati da delle imbarcazioni a motore, una delle quali ha provocato delle onde molto alte, che inizialmente non pensavamo potessero essere così pericolose, però la prima onda è entrata in barca e ha allagato il pozzetto, la seconda e la terza ci hanno letteralmente buttati a fondo, siamo affondati, l'imbarcazione nostra è affondata e si è arenata sul fondo della laguna. Vianello è riuscito a chiamare il 115, i vigili del fuoco hanno portato in salvo l'equipaggio e recuperato l'imbarcazione. Io vogo da oltre 40 anni, faccio canotaggio da oltre 40 anni e non mi era mai successo un fatto del genere, non ero mai affondato con un'imbarcazione durante un allenamento. Quindi questo significa che il moto ondoso è ancora un problema molto serio e che può provocare anche molti danni e anche molti pericoli.
Di motondoso a Venezia si parla da tempo immemore. Nel frattempo l'unico cambiamento è stato l'aumento del traffico acqueo e non sono mancati casi in cui i mezzi a motore sono entrati in collisione con barche a remi. Insieme ad altri consiglieri comunali presenterò un'interrogazione sull'assenza totale di controlli. Anche perché con il PUMS, che discuteremo poi a luglio, è previsto che in quel canale transitino un numero assolutamente spropositato di barche a motore. Ora, la coesistenza fra barche a motore e barche a remi è possibile solo se le prime rispettano le velocità e rallentano quando vedono barche a remi, cosa che chiaramente ieri non è successa. A Venezia fra poco con Ilaria Marchiori per parlare delle 2 imbarcazioni turistiche andate a fuoco ieri nella zona di Murano. Prima però torniamo a parlare del maltempo, sono stati giorni difficili nella Marca trevigiana soprattutto. Continua la conta dei danni. Ieri il nostro Lucio Zanato è andato in una delle zone colpite due sere fa, e cioè quella di Asolo. Siamo un po' organizzati, abbiamo messo dei sacchi, abbiamo improvvisato un po' sta paratia, però siamo un po' stufi perché ormai non ne possiamo più. Ogni bomba d'acqua succede che tutta la via della Sega l'è proprio presa male, malissimo. Eccole le paratie fai da te che mercoledì sera hanno evitato l'ennesimo allagamento dei garage. Perché qui in via della Sega, ma in genere in tutta Villa d'Asolo, sono ancora evidenti le tracce dell'inondazione di metà maggio e l'altra sera si è rischiata la replica, con l'acqua arrivata a 10 cm dal limite di tenuta delle dighe fatte di sacchetti di sabbia, teli, bancali e non solo. Come condomini siamo organizzati, nel senso che abbiamo ordinato già una paratia che dovrebbe arrivare la prossima settimana, però se la situazione va avanti così, l'altra notte siamo stati fino alle 2 di notte la mattina per star qua a vedere un attimo, anche perché sta paratia qua non è che tiene tanto, perché se passano le macchine, quelle grandi, mi buttano dentro i sacchi, quindi l'acqua va di nuovo dentro. Il problema va risolto a monte, come ci fa vedere Daniel, ovvero con più manutenzione, ma anche con la riprogettazione del sistema di deflusso delle acque. Sto qua si incasa sempre, il diametro del tubo è piccolo, quindi essendo piccolo non ce la fa più a scaricare dall'altra parte. Residenti che negli anni si sono sostituiti ai gestori di questi canali. E questo sarebbe un altro fosso che non lo puliscono mai, lo facciamo noi stessi dal condominio. Ah, lo fate voi? Lo facciamo noi, sempre. Ogni anno non sono mai passati di qua, mai, neanche una volta. Il risultato è che soprattutto per gli edifici più bassi, ad ogni pioggia intensa corrisponde un altissimo pericolo esondazione. Perché lui si incasa fin sopra, non scarica dall'altra parte perché è chiuso e tutta l'acqua scende giù da qua. Ma è solo una delle tante situazioni critiche della rete minore delle acque, come sottolinea il neosindaco di Asolo, forte della decennale esperienza amministrativa da vice di Migliorini. La sicurezza idrogeologica non può interessare esclusivamente un comune, perché il comune, anche se pulisce tutti i suoi canali, ma a valle sono occlusi, si forma un tappo e l'acqua esce dappertutto. C'è un bisogno di fare rete su tutti i comuni, bisogna lavorare molto più sui canali piccoli. Insomma, un appello al Consorzio di Bonifica. Sicuramente un appello al Consorzio di Bonifica. A Venezia, allora, come dicevamo prima, c'è da capire se ci sono novità sulle cause dell'incendio che ha distrutto 2 imbarcazioni turistiche, le cosiddette houseboat, attraccate a Murano. C'è stata tanta paura ieri anche per la colonna di fumo nero che era ben visibile in tutta la città. Ilaria Marchiori, buongiorno. Sì, buongiorno a te Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui in una zona a ridosso del cantiere Scarpa, perché ovviamente non si può accedere a piedi se non con un'imbarcazione per capire insomma che cosa può essere successo qui ieri sera. Al momento non ci sono ancora novità, secondo una prima ipotesi non sembra si sia trattato di qualcosa di doloso, come hai anticipato anche tu. Si tratta di 2 houseboat, quelle imbarcazioni turistiche che sono andate in fiamme qui a Murano, in questa zona a ridosso del cantiere Scarpa, e si è vista da lontano, si vedeva anche da Venezia, questa densa colonna di fumo visibile proprio da centinaia di metri di distanza. Si tratta di 2 imbarcazioni, ancora non si è capito se fossero state noleggiate da questi turisti, si tratta di turisti tedeschi, oppure
se fossero di loro proprietà. Questo lo stiamo cercando ancora di capire. Loro non erano a bordo, ricordiamo che nessuno è rimasto ferito e nessuno è rimasto coinvolto da questo incendio, che è stato domato dai vigili del fuoco in poco tempo. Vigili del fuoco che sono giunti sul posto in breve tempo, poco dopo le 20:30, e in base alle prime indicazioni sono riusciti a domare appunto le fiamme in poco tempo. Quindi l'odore acre però ha invaso tutta l'isola di Murano, perché ovviamente, come potete immaginare, come si può vedere anche dalle prime immagini che sono state girate in quel momento, perché è successo appunto poco dopo le 20:30, era ancora chiaro, quindi si vedeva ancora molto bene, ma questo odore acre di bruciato e di fumo ha invaso tutta l'isola e addirittura è stato percepito anche in alcuni punti di Venezia. Comunque si sta ancora cercando di capire quali siano state le cause di questo che hanno scatenato questo rogo che ha coinvolto queste due imbarcazioni turistiche denominate houseboat. Quindi al momento queste sono le notizie che riguardano l'incendio avvenuto qui a Murano ieri sera. È vero, Ilaria Marchiori, anche a Sandro Ponchio da Murano. Adesso lasciamo la cronaca, ci torniamo fra poco. C'è anche la politica, l'abbiamo raccontato proprio in diretta 2 sere fa, la firma del presidente Sergio Mattarella sull'autonomia, la promulgazione della legge. Ovviamente nelle ore successive le piogge di reazioni, ovviamente dalla Lega a Fratelli d'Italia al Partito Democratico. Intanto proprio il Carroccio lancia una campagna informativa a colpi di gazebo per far conoscere l'autonomia anche nelle località turistiche. Faremo anche una campagna informativa sull'autonomia, anche d'estate, anche nei luoghi balneari, questo ve lo anticipo. Dopo la foto divenuta virale, il Presidente della Repubblica Mattarella al tavolo firma la legge. La Lega conia uno slogan destinato a diventare altrettanto famoso: l'autonomia va in vacanza, per promuovere una campagna informativa che approda su spiagge e montagne del Veneto per far conoscere i contenuti della legge approvata alla Camera. Vogliamo dimostrare a tutti illustrare a tutti quelli che sono i risultati che d'ora in avanti potranno arrivare al Veneto, anche divisi per materia. Ai presidenti di regione ora il compito di avviare la trattativa con Roma per le materie che prevedono la definizione dei LEP. Ci sono 24 mesi di tempo. Se il Veneto ha già annunciato di partire da subito con le prime 9, quelle senza LEP, è sul tavolo della trattativa che si misurerà davvero l'efficacia della legge e del rapporto Stato-Regioni. Questa trattativa e il risultato della trattativa sarà un grandissimo banco di prova, lo sarà per il Paese, lo sarà per l'opposizione, lo sarà per la maggioranza, perché comunque stiamo parlando di un provvedimento costituzionale e stiamo sostanzialmente, non vorrei banalizzarlo, ma vorrei spiegarlo meglio ai cittadini, stiamo semplicemente dicendo che lo Stato delega alcune funzioni di alcune materie ai territori per essere più efficienti. Non siamo contro l'autonomia, ne facciamo una questione di metodo, torna a puntualizzare il segretario del Partito Democratico Veneto, Andrea Martella. Vorrei proprio discutere nel merito che cosa porterà le nostre imprese, ai nostri comuni, ai nostri cittadini in ambito sanitario, scolastico o di sostegno al mondo del lavoro. Non so, certo dovrà ripassare dal Parlamento, le intese dovranno essere votate dal Parlamento e quindi se mai si faranno avremo il modo di intervenire nuovamente. Non temiamo il referendum, chiosa Stefani, sicuro del valore della legge che la maggioranza ha sostenuto, così come della centralità della Lega nella governance del Veneto. Gli alleati plaudono alla firma, così il coordinatore di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo. È sostanzialmente la riprova che quel provvedimento è un provvedimento che non spacca l'Italia, che è un provvedimento che va a favore delle regioni e soprattutto che è un provvedimento che dà attuazione alla Costituzione. Quindi oggi è il primo di tanti passaggi che dovremo fare prima di avere l'autonomia, prima che le regioni possano chiedere maggiori forme di autonomia attraverso le materie, però è un inizio. Abbiamo visto Alberto Stefani, ieri era a Noventa Padovana, una conferenza stampa con i sindaci del Carroccio, ovviamente, espressioni del Carroccio che hanno conquistato i territori al ballottaggio. Sentiamo.
Se per Giorgia Bedin la vittoria al secondo turno a Monselice è stato un trionfo, pur con toni e modi da politico di lungo corso, non sorride di meno Nicola Finco, sindaco di Bassano del Grappa, che nel centrodestra aveva lanciato il guanto di sfida alla sindaca uscente Elena Pavan e anche a Fratelli d'Italia, pur alleato al secondo turno. Sono i casi forse più emblematici nei comuni sopra i 15.000 abitanti in Veneto, con una Lega che, pur avendo perso centri come Selvazzano Dentro o Vittorio Veneto, ha più di qualche motivo di soddisfazione. I nostri candidati sindaci anche nei comuni più grandi, che sono sempre stati i comuni un po' più difficili per noi, hanno portato dei risultati importanti al partito e al movimento, garantendo anche la possibilità, insomma, di vincere delle sfide molto difficili che non erano assolutamente scontate. E allora ecco il sorriso di Luigi Toffolo, Centrodestra Unito, sindaco di Portogruaro dopo un anno e mezzo di commissariamento, poi Marco Schiesaro, forte della riconferma nella ex Rossa Cadoneghe, la sindaca Alessia Bevilacqua, che alla Lega ha regalato un risultato senza precedenti ad Arzignano, Katia Uberti, riconfermata a Paese, e Rovigo, dove con 728 voti Lorenzo Rizzato, 25 anni, è risultato il consigliere comunale più votato. La Lega del Buon Governo vince, chiaro il segnale a Fratelli d'Italia, che non è riuscita, ad esempio, a sfondare a Valdobbiade, ricorda Stefani. Questo dimostra che il voto territoriale è un voto totalmente diverso e il modello Bassano, il risultato di Bassano, ma come il risultato degli altri comuni, ne è la prova più concreta e vede che il dato delle europee, Fratelli d'Italia becca il 40%, a livello comunale anche con un sindaco uscente non passa al secondo turno. Cioè, allora chi mi viene a raccontare che il voto delle europee sarà il voto delle regionali? Nessuno. Perché il voto delle regionali sarà un voto territoriale, fatto di tanti sindaci, e chi più ha amministratori più avrà liste a supporto. Un traino dalla legge sull'autonomia, certo possibile, ma non solo. La Lega in Veneto ha conquistato 22 nuovi comuni, 114 nuovi amministratori, di cui il 37% under 35. In Veneto i sindaci sono 159, numeri che il tavolo di centrodestra non può ignorare neppure tra pochi giorni, quando sarà necessario pensare al vicepresidente del Consiglio regionale che prenderà il posto di Nicola Finco. Io andrò a fare il sindaco di Bassano, quindi dovrà subentrare, a mio parere, un consigliere regionale della Lega, cioè non può andare ad un'altra componente politica. Comunque è una partita che verrà decisa sui tavoli regionali, ma penso che la posizione da parte della Lega, e anche, insomma, l'abbiamo ribadito oggi, sia una posizione chiara. Vedremo. Intanto, a proposito di amministratori di amministrazioni, a Padova via libera all'identità alias per i dipendenti in transizione di genere, l'iniziativa della Giunta che ha approvato il nuovo regolamento. Da oggi i dipendenti del Comune di Padova che stanno o vogliono affrontare una transizione di genere potranno scegliere con quale identità e nome figurare nei loro documenti e badge elettronici. La Giunta Comunale ha approvato nei giorni scorsi il nuovo regolamento sulle identità alias. Identità provvisoria ed elettiva scelta dai dipendenti che sono nel momento di transizione di genere. Questo per garantire in qualche modo la possibilità che loro si sentano più a loro agio possibile in questo momento, come dire, delicato delle loro vite, e potranno farne richiesta contattando il caposettore delle risorse umane. Verrà sottoscritto un accordo di riservatezza che possa garantire la confidenzialità della loro situazione, oltre che della loro identità e dei loro dati personali, e viene poi appunto scelta questa nuova identità che potrà essere utilizzata dal dipendente in tutto quello che è l'attività interna del Comune di Padova. Una svolta importante sul fronte dei diritti civili che serve a garantire maggiore serenità a chiunque voglia affrontare il percorso di transizione e che così potrà utilizzare l'identità che non si riferisce al genere di nascita ma a quello elettivo. L'alias consente alle persone di avere una vita più tranquilla, più serena e di non dover spiegare niente a nessuno delle proprie scelte.
Il Comune di Padova ha oltre 1800 dipendenti. Questa scelta dell'amministrazione e del settore risorse umane nasce dalla mozione presentata dalla consigliera del PD Etta Andreella sull'onda di quanto già attuato dall'Università di Padova e da altri comuni italiani. Crediamo però che questo sia in ogni caso un importante passo verso l'inclusione, che resta la priorità dell'amministrazione del Comune di Padova. L'inclusione si realizza in tanti modi e in tante forme, ma in primo luogo proprio nel posto di lavoro, e quindi è questo quello che intendiamo garantire ai nostri dipendenti. Torniamo a parlare delle tante operazioni di salvataggio da parte del soccorso alpino per escursionisti impreparati, decisamente impreparati in montagna. Non bisogna improvvisare, questo è l'appello del presidente regionale del soccorso alpino, Rodolfo Selenati. L'elisoccorso non è un taxi e la montagna non è Gardaland. I casi sempre più frequenti di soccorso in montagna a escursionisti, ma meglio sarebbe definirli gitanti improvvisati, sono sempre più frequenti. Il presidente regionale del soccorso alpino e speleologico Rodolfo Selenati: ci sono regole che vanno rispettate. Le regole sono sempre quelle, l'importante è andare attrezzati. Attrezzati vuol dire un minimo di equipaggiamento, le scarpe innanzitutto. Le scarpe appunto, perché le sneaker calzate da una coppia di escursionisti bloccati in mezzo alla neve non più tardi di qualche settimana fa non fanno parte dell'equipaggiamento da montagna. Ancora in quota c'è parecchia neve, quindi non si va in scarpette da ginnastica, e quindi bisogna andare attrezzati, oltre le scarpe, poi l'equipaggiamento idoneo, insomma anche magari i ramponcini, diciamo, no? Perché magari la mattina presto in quota può essere che ci sia ancora un po' di ghiaccio. E poi l'abbigliamento, quello da città, meglio lasciarlo nei cassetti e prediligere indumenti tecnici. Nei negozi sportivi se ne trovano a iosa e per tutte le tasche. Non dimenticarsi mai neppure di mettere nello zaino una giacca pesante e una mantellina impermeabile. Soprattutto bisogna pianificare bene l'escursione. Questo vuol dire prendere una cartina. Ne abbiamo un libro di escursioni, ce n'è quante ne vuoi, online o in edicola, e quindi bisogna pianificare l'escursione. È buona cosa partire di mattina presto e a quest'ora essere già a casa. Queste sono le piccole regole fondamentali che secondo me vanno eseguite. Preparazione e buonsenso sopra ogni cosa, ricordandosi che dopo Vaia la morfologia della montagna è cambiata. Abbiamo già fatto vari interventi di notte per escursionisti che chiaramente non avevano pianificato l'escursione, ecco. Cioè un'escursione da 6-7 ore, bisogna partire alle 6 di mattina. Da ultimo, e certo non per importanza, il rispetto per la montagna e per i volontari del soccorso alpino, veri e propri angeli in terra. Ricordiamoci che tutti noi abbiamo una famiglia a casa, ecco, e abbiamo già avuto purtroppo dei volontari su cui piangere, ecco. Quindi evitiamo questo e invito tutti alle regole. Sono ovviamente precisazioni e consigli sempre molto preziosi, ancorché ripetuti tante volte, ma è bene evidentemente ripeterli. Dalla Bellunese alla Valbrenta, dove operatori turistici e sportivi sono preoccupati per il progetto di una diga a favore di una centrale elettrica. È una spada di Damocle che da decenni incombe sulla Valbrenta. Risale ormai a 30 anni fa, 1995, la richiesta della ditta Crestani Claudio di Bassano del Grappa di realizzare una diga in località Pian dei Zocchi, località San Nazario. Lo scopo era intercettare una parte del corso del fiume Brenta per alimentare una centrale idroelettrica tramite un canale di derivazione. Porterebbe via un tratto di fiume, ma soprattutto anche l'imbarco e le possibilità di manovra e di lavorare in sicurezza con i ragazzi su questo tratto. Nello stesso punto esisteva già una piccola centrale Enel dismessa a seguito delle alluvioni del 1966 e gli operatori del settore turistico e sportivo sono preoccupati. Noi siamo un po' sconcertati perché in questi anni abbiamo investito molti soldi per difenderci da questa centrale idroelettrica assieme alle varie associazioni, la Federazione Italiana Canoa che ha speso anche
tempo e anche verifiche e relazioni per dimostrare il fatto che ci vuole un minimo di acqua, appunto questi 20 metri cubi, minimo 40 sarebbe ideale, ma 20 è il limite di sicurezza. Dall'attività svolta in questa parte del Brenta sono nati campioni che poi si sono messi al collo medaglie olimpiche, come gli ori di Pierpaolo Ferrazzi a Barcellona nel 92 e Daniele Molmenti a Londra 2012. Per fare attività serve una portata minima tra i 20 e i 40 metri cubi al secondo, che questa centrale strozzerebbe. Siamo un po' sconcertati perché non sentiamo tanto la regione, soprattutto, che ha in mano questo certificato di impatto ambientale. Siamo ancora qua che discutiamo, spendiamo soldi per niente, dovremmo concentrarci invece sullo sviluppo del nostro territorio e sulla messa in sicurezza. Pochi istanti di pubblicità, poi ancora la prima edizione. Ufficiali, sottufficiali, graduati, militari di truppa e personale civile. In nome del Capo dello Stato, da oggi riconoscerete il colonnello pilota Fabio De Luca, quale comandante del 51esimo Stormo. Passaggio di consegne della bandiera di guerra del 51esimo Stormo nella base militare di Istrana. Il colonnello pilota Emanuele Chiadroni, dopo 2 anni di comando, cede il testimone al colonnello pilota Fabio De Luca. I 2 colonnelli si conoscono dai tempi dell'Accademia. Abbiamo fatto l'Accademia Aeronautica insieme nel lontano 1995, abbiamo preso strade diverse, io un corso di volo in Canada, lui negli Stati Uniti, ma siamo rimasti sempre in contatto. Ha fatto un lavoro straordinario e gli sono davvero molto grato perché mi cede un comando con uno Stormo in straordinaria forma, capace di assolvere a tutti i compiti che l'aeronautica ci chiede di portare a termine. Il passaggio di consegna è stato presieduto dal generale di squadra aerea Luigi Del Bene, comandante della prima regione aerea del comando Forze da Combattimento. Durante la cerimonia il colonnello Chiadroni ha espresso la sua gratitudine per l'opportunità di aver guidato il 51esimo Stormo Caccia e ha annunciato il suo nuovo incarico presso lo Stato Maggiore Aeronautica. Alla cerimonia erano presenti numerose autorità civili e militari, tra cui i sindaci di Treviso, Mario Conte, Istrana, Maria Grazia Gasparini, Bassano del Grappa, Nicola Finco, oltre a tanti primi cittadini della Marca, con loro anche il prefetto Angelo Sidoti e il procuratore Marco Martani. La cerimonia è stata un momento di grande emozione e orgoglio per il 51esimo Stormo Caccia e per tutto il personale coinvolto. Sono delle emozioni molto forti, ritengo che sia un privilegio straordinario. Il 51esimo Stormo ha dato prova negli anni di essere un'assoluta eccellenza dell'aeronautica militare e quindi essere qui alla guida di questi uomini e donne straordinari è veramente un privilegio incredibile. Il colonnello De Luca sarà ora responsabile delle attività istituzionali del reparto. Il 51esimo Stormo Caccia, dotato di velivoli Eurofighter, svolge un ruolo cruciale nella difesa aerea nazionale e nel servizio di Quick Reaction Alert della NATO. Oltre al supporto alle forze di superficie, il reparto è impegnato in operazioni di attacco e ricognizione. Il compito primario è sicuramente quello della difesa aerea e degli spazi euroatlantici e poi ci sono dei compiti secondari di assistenza che in qualche modo concorrono a quelli che sono tutti i compiti istituzionali dell'aeronautica militare. Così a Istrana, invece a Pianezze, nel comune di Valdobbiadene, è in corso il campo scuola degli alpini dedicato ai ragazzi e alle ragazze delle scuole medie. Sveglia! Ieri sera era il silenzio, sveglia! Sono ancora assonnati quando escono dalle tende che per questa settimana sono diventate la loro casa. Sono i giovanissimi del camposcuola di Pianezze, organizzato dagli alpini delle sezioni di Conegliano e Valdobbiadene. Ragazze e ragazzi dei 12 e 15 anni che hanno accettato di vivere 7 giorni lontano dalla famiglia per imparare delle attività di protezione civile, ma soprattutto a vivere in comunità. Bene, adesso vanno a fare colazione, poi dopo ci sarà l'alza bandiera. E alle 8:30 oggi c'è la camminata che vanno su al Cesena. È sin dai primi minuti che si vede come questi giovani seguono le regole. Ad iniziare dalle brande da mettere in ordine, che dopo la toilette in bagno è il primo impegno della giornata. Prima volta che ti rifai il letto? No. A casa ti fai il letto? A volta. Ragazze, venite fuori. Dovete aiutarmi qua.
Intanto c'è chi apparecchia per la colazione, preparata dagli alpini, che poi ognuno riceve mettendosi ordinatamente in fila. Poi c'è il turno della squadra che lava i piatti, bicchieri e posate, sempre sotto lo sguardo vigile degli istruttori. Tu li lavi, li passi di là e lui li sacca con l'acqua fredda. Questo mentre un'altra squadra a turno pulisce i bagni. Per vivere insieme in tante persone, come siamo qui, circa una cinquantina di ragazzi più una decina di volontari, bisogna avere delle regole, come in qualsiasi società. Ragazzi che alternano escursioni in montagna ad attività di protezione civile elencate all'interno del refettorio, dove gli istruttori organizzano l'escursione di oggi. Abbiamo pensato di fare questo campo per abituarli a vivere insieme con tante idee, 3 anni diversi sono molto importanti, e non è facile, però loro rispettano le regole a tutti i costi e quindi una cosa veramente molto bella. Essere qui con loro è meraviglioso. All'inizio la prima giornata è un po' difficile, no? Ma probabilmente loro hanno già un seme dentro e basta farlo germogliare. Quanti anni hai? Ho 13 anni. Perché lo fai? Perché volevo stare un po' con gli amici in un ambiente non scolastico, non familiare, in un posto dove non ci sto quasi tutti i giorni. Ma è già l'ora dell'alzabandiera, dell'inno d'Italia da cantare e poi via verso una nuova esperienza assieme. Chi siamo noi? Siamo i lupi del Cesare, sempre amici noi saremo. Qual è il nostro motto? Amicizia e fedeltà, il nostro motto rimarrà. Adesso andiamo a Treviso, il lutto per la morte di Ettore Bragaggia, l'ultimo partigiano della città, storico fotografo di Treviso, aveva 98 anni. Te vedi, Rosero, che la cresta fascista sta nascendo ancora. Classe 1926, nato in Piazza del Grano, oggi Piazza Matteotti, partigiano repubblicano, non si stancava di raccontare il bombardamento di Treviso, la resistenza, la liberazione, la ricostruzione dei totalitarismi. Era ancora oggi un fermo oppositore. Il Putin che noi avevamo in Italia si chiamava Mussolini, in Russia adesso c'è Putin, che è andato in cosa, dove sono andati? In Ucraina si è andato. No. E noi altri con il Putin Mussolini abbiamo fatto la guerra di Africa, siamo andati in Albania, con mandare militari dappertutto, morti dappertutto, perché avevamo il Putin. Alla fotografia si era avvicinato fin dal 1939, poi l'emigrazione in Argentina, il matrimonio con Carmen, trevigiana e partigiana anche lei, il rientro in patria, l'attività nel Partito Repubblicano, la nascita dei 2 figli, Laura e Luciano, l'avventura amministrativa ai 300 nel 1980, quando già si parlava del parco sotterraneo in Piazza Vittoria, le battaglie per la pedonalizzazione, contro lo spopolamento del centro. Nel 92 fu tra i fondatori dell'Istresco, quindi la donazione di molte delle sue foto all'archivio storico provinciale. Nel 2000 la cessazione dell'attività di fotografo, ma di immortalare in scatti ideali la realtà, l'attualità non aveva smesso mai, con o senza la macchina fotografica, malgrado l'età avanzata. Gli anni servono relativamente, serve la testa che funzioni, i problemi che vengono affrontati, mentre ci sono quelli che sono più giovani e con la testa è già vecchia da anni. Vasto e trasversale il cordoglio per la sua scomparsa, l'addio laico a Ettore Bragaggia, sabato mattina alle 10:30 nella sala del commiato del cimitero di Santa Bona. Una morte che arriva proprio in queste ore nelle quali riscoppia la polemica a Treviso dopo che il Consiglio Comunale di ieri ha sancito la cittadinanza onoraria a Giacomo Matteotti, ma non ha revocato quella a Benito Mussolini come era chiesto dalle opposizioni, quindi la polemica che resta forte e di cui parleremo anche questa sera nel corso dei nostri telegiornali. Cambiamo argomento adesso, parliamo di musica perché ieri è stato presentato la data veneziana del tour di Umberto Tozzi. Ho delle sensazioni fantastiche perché ho visto il palco da sotto oggi e mi sono immediatamente ricordato di quando ero ragazzo e venni a vedere il grande concerto di Paul McCartney con i Wings. Sicuramente sarà un bellissimo concerto, sarà un concerto che coinvolgerà sicuramente tutte le persone che vengono a trovarmi. Piazza San Marco a Venezia sarà il palcoscenico prezioso domenica 7 luglio dell'ultima notte rosa del cantante e cantautore Umberto Tozzi. In realtà
tappa veneziana di quello che è stato annunciato come l'ultimo tour di fine carriera dell'artista è stata presentata oggi al Museo Correr, alla presenza dell'artista appunto accolto nella della città, dall'assessore Simone Venturini e dal presidente di Vera Piero Rosasalva, affiancato dal direttore Fabrizio Doria. Tozzi è legato al Veneto. Quante donne che mi conoscono le tue canzoni? Ho un legame, diciamo, col Veneto perché mia moglie è padovana, quindi sono in qualche modo a conoscenza del vostro territorio. È bellissimo, poi Venezia non devo spiegarla io, è una città unica al mondo e quindi ho sicuramente un grande entusiasmo. È un concerto che racchiude tutti i titoli più importanti della mia carriera. Sarà un viaggio molto lungo e siamo partiti benissimo dalle Terme di Caracalla il 20 giugno, il 7 luglio saremo qui a Piazza San Marco e poi faremo altre tappe importanti anche in Italia. E allora non resta che... Il riconoscimento più importante è stato sicuramente avere passato l'oceano con gloria e essere stato numero 1 per 2 mesi e mezzo nella hit americana. Ciao agli amici di Rete Veneta Antenna 3, da Umberto vi aspetto il 7 luglio al mio concerto qui in Piazza San Marco. Allora, il saluto di Umberto Tozzi. Da Venezia però andiamo a Montebelluna sempre per parlare di musica. Io saluto e ringrazio Nicola Palumbo, buongiorno. Salve, buongiorno a voi, buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, Nicola Palumbo tante volte ospite da noi per parlare di finanza, per parlare anche di politica, ma oggi per parlare di musica, perché lei è il deus ex machina del Matto Rosso Music Festival che sta per aprire, diciamo, i battenti a Montebelluna, portando nomi molto importanti. Vi dico solo uno, Elio Restoretese, ma non è l'unico. Allora, come si sta preparando ormai per l'inizio? Beh, sono già abbastanza stanco, devo dire, e questo non è buono, visto che manca ancora la parte essenziale, ovvero sia la messa a terra di tutto quello che abbiamo pensato in questi mesi. È un'avventura bella, nuova, che dà, voglio dire, un'opportunità, a mio avviso, anche alla città, perché ospitare questi artisti, ospitare artisti di livello nazionale, non è solo un'occasione per Matto Rosso, non è solo un'occasione per gli appassionati, ma un'occasione per l'indotto, per il territorio tutto, perché migliaia di appassionati saranno qui, saranno nei nostri alberghi, consumeranno nei nostri bar, staranno nei nostri luoghi, e questo è senza dubbio un'occasione. Poi ovvio che l'edizione 1 è tutto quello che si può mettere a posto, lo metteremo a posto, stiamo curando ogni dettaglio sia del lato musica che del lato food and beverage, speriamo di poter dare 4 giorni di grande spettacolo, grande intrattenimento a tutti coloro che avranno il piacere di stare con noi. Allora, 11, 12, 13 e 14 luglio abbiamo visto e stiamo vedendo, insomma, c'è un po' di tutto, perché c'è la storia della nostra canzone, ma c'è anche la modernità, c'è D'Argent Amico, c'è Elio Restoretese. Allora, siccome sono un appassionato di Elio Restoretese, come li ha agganciati e come ha parlato con loro? No, beh, parlato no. Sì. Si parla con l'agenzia che chiaramente cura i loro interessi. Abbiamo presentato il progetto ha convinto, non era così facile perché è un'edizione 0, un'edizione 1 anzi, quindi non tutti gli artisti vedono con pacifica serenità un festival nuovo, no? Vogliono sapere chi sei, che esperienza hai, che storia hai, però noi siamo stati forse evidentemente convincenti, hanno sposato subito il progetto ed eccoci. Abbiamo parlato con l'agenzia loro, in pochissimo tempo abbiamo chiuso l'accordo e sono i nostri main artisti che si esibiranno sabato 13 luglio dalle ore 21. Ecco, quindi per portare anche un po' di sana follia, un pizzico di sana follia anche a Montebelluna, follia positiva ovviamente. Senta, com'è nata l'idea di creare questo festival? Ma allora, guardi, io arrivo da 8 anni di esperienza al Palio a Montebelluna, che è una manifestazione abbastanza grande, che quindi ti porta a approfondire e a conoscere determinati ambiti dell'organizzazione eventi, che sia la logistica, lo spettacolo, il palco. In questi anni ci siamo resi conto che a Montebelluna mancasse un po' un'offerta artistica capace di attirare il grande pubblico. Io mi guardo attorno, per Treviso non ne parliamo, ma se vado anche solo a Marostica, che è una città bellissima ma certamente non è una metropoli, ci sono da tanti anni grandi artisti che ogni estate coinvolgono e
e portano grande partecipazione. E pertanto ci siamo chiesti perché non fosse il caso di farlo pure qui. Non ci manca niente, Montebelluna è una città importante, da una storia non solo economica ma anche di tradizione importante, e può serenamente ospitare un evento di questo tipo. Ovvio che partire significa prima di tutto avere un'idea e poi metterla in campo, e per fare ciò serve tanta cura del dettaglio, porte aperte da parte dell'amministrazione che non ha posto particolari veti, anzi ha accolto con piacere questa iniziativa, e poi siamo qui. Ovvio che poi saranno i risultati a dirci se saremo stati all'altezza o se invece ci sarà ancora da aggiustare per le prossime edizioni. Ecco, allora lo diceva lei, no? Ci vogliono un sacco di elementi per organizzare una struttura del genere, un evento del genere. Spesso cosa manca? Dalla sua esperienza manca di più la volontà delle amministrazioni, parliamo in generale, c'è qualche incertezza da parte di chi? Ma allora guardi, servono una combinazione di vari aspetti. Il primo, ci deve essere un imprenditore o più imprenditori che hanno la voglia di correre un rischio di impresa per organizzare un evento di questo tipo. Quindi l'aspetto meramente finanziario, chi mette i soldi, sembra una cosa molto becera, però qualcuno li deve pure mettere. Poi serve una disponibilità amministrativa, ci deve essere un ente pubblico che apre le porte e dice ok, siamo a disposizione, abbiamo questi spazi. Noi per esempio a Montebelluna eravamo incerti se fare allo stadio o fare al parco Manin, che è uno spazio verde molto bello in centro città. Abbiamo scelto lo stadio perché si presta meglio per alcuni aspetti di logistica, ma appunto serve un'amministrazione che ti apra le porte, ti dica si può fare, e non sempre questo c'è. E poi serve avere un piano bene in mente sotto gli aspetti emergenziali, che sono quelli che spesso fanno saltare le manifestazioni di questo tipo. Quindi curare un piano di emergenza capillare fatto bene, che tenga in considerazione di tutti i vari aspetti. Noi proprio il lunedì scorso ci siamo incontrati con la commissione di vigilanza di pubblico spettacolo, che ha analizzato tutto il nostro piano, le relazioni tecniche, la progettualità tutta, ha dato un parere positivo con delle prescrizioni minime che abbiamo già corretto. Però per arrivare lì servono mesi di competenze, di lavoro, di squadra, di persone esperte che sono al tuo fianco, perché sennò non fai niente. Quindi un mix di vari elementi che non tutti possono avere e non tutti hanno. Certo, poi serve anche un po' un pizzico di lato B, perché il tempo deve essere con te, perché la gente deve apprezzare ciò che stai facendo, insomma, ci sono una serie di altre cose che non dipendono solamente da noi. Certo, ovviamente il lato B ci vuole soprattutto sul tempo ed in questo periodo, certo. In questo periodo davvero non è facile. Mi soffermo sulla gente, lasciando perdere Montebelluna ma parlando in generale. Spesso è anche la gente che magari apprezza meno, soprattutto magari c'è chi vuole, soprattutto i giovani che vogliono eventi del genere, ma c'è chi magari invece storce un po' il naso per eventi che stravolgono la vita della città? C'è anche questo elemento spesso? Beh sì, esiste, sì, beh certo, questo esiste sempre. Guardi, io in un'altra vita lavoravo in un'importante società calcistica di Serie A e attorno allo stadio, che ospitava chiaramente ogni settimana, anche 2 volte a settimana, delle partite, c'erano i residenti che si lamentavano. Oggettivamente ci sono dei interessi collettivi che devono venire prima degli interessi del singolo. Sta all'amministrazione pubblica pesare gli interessi appunto e decretare cosa sia meglio. Io penso che per 4 giorni all'anno sia assolutamente gestibile e affrontabile un piccolo disturbo come quello che possiamo portare noi. Non faremo ore tarde, a mezzanotte e mezza andremo a spegnere la musica. Abbiamo organizzato una disposizione di parcheggi nelle zone che in modo che non sottraggano posti auto chi invece abita qui in zona, quindi abbiamo cercato comunque di venire incontro, giustamente perché c'è gente che ci risiede, a chi abita qui attorno. Detto ciò, penso che l'opportunità per la città venga prima rispetto a magari una mezz'ora di sonno in più, e lo dico con il massimo rispetto per tutti. Certo. Senta, lei ha accennato al Palio, in questi giorni è stato presentato insomma un po' il programma del prossimo Palio di Montebelluna, un po' di nostalgia per il Palio ce l'ha? Allora guardi, quando si ama, quando si vuole bene a qualcosa, anche se poi i rapporti magari ci portano ad allontanarci un po', il sentimento resta, il ricordo resta, e ciò che il Palio ha dato a me non me lo toglierà nessuno al mondo. Esperienze, competenze, rapporti umani,
È ovvio che dopo 8 anni era bene che io andassi a fare altro, è bene che qualcuno arrivi al posto mio, qualcuno è già entrato, c'è un'organizzazione nuova, faccio l'in bocca al lupo a loro, faccio il tifo affinché tutto vada per il meglio. Certo che mi fa uno strano effetto, è un po' come, guardi, mi consenta questa battuta, assistere alla propria ex per mano con un altro uomo, poi lei dice ma l'ha lasciata lei, certo, però comunque fa un certo effetto, e quindi il primo anno è così. Ma come spesso accade nelle storie d'amore, poi ci si rincontra, ci si rimette insieme, non si sa. Guardi, al momento ho preso questa decisione, ho questa strada, ho tanti progetti in mente che non prevedono il palio. Detto ciò, se dovesse incombere un pericolo di sussistenza per la manifestazione, se dovessero esserci delle profonde crisi, se dovessero esserci delle difficoltà che non auguro nel modo più assoluto, il mio numero ce l'hanno, ovvio, nella difficoltà sono qui. È chiaro però che adesso il palio deve andare con le sue gambe, ci sono delle contrade che devono animarlo, c'è un'organizzazione che deve portarlo avanti, c'è un'amministrazione pubblica che deve dare il sostegno. Ci eravamo resi conto come gruppo organizzatore che ormai era diventato un po' il palio di chi lo organizzava, invece deve tornare ad essere il palio della città. E questo è un passaggio che si può fare solamente con un passaggio shock, ovvero sia un passo indietro di chi ci metteva la faccia. Questo almeno è ciò che noi pensiamo sia la cosa giusta. Senta, lei ha parlato della città, allora questo evento è importante perché dà una nuova sferzata alla città. A cosa serve a Montebelluna per fare un ulteriore passo avanti, oltre ad eventi come questi, secondo lei? Ambizione, penso io. Cioè, io mi accorgo, ma questa è una percezione mia e non voglio dar sentenze, però siamo una città, una comunità che molto spesso ritiene di non poter più fare grandi cose. Invece noi siamo una comunità di persone che nel passato, nel recente passato e anche oggi in certi ambiti siamo eccezionali, riusciamo a fare grandi cose. Per tanti anni siamo stati una città tra le prime al mondo per PIL pro capite, per produttività, per industria dello sport, della calciatura da montagna, calciatura per lo sport in generale e non solo. Oggi siamo un po' in una situazione dove ricordiamo il passato dicendo quanto bene stavamo, ancora oggi non stiamo male, ma le opportunità per riemergere o comunque per tornare ad avere una certa posizione ci sono tutte. E io penso che a volte serve un pizzico di coraggio, di ambizione, di non dire ma gli altri hanno qualcosa in più di noi, certo, avranno il loro plus, ma noi abbiamo le nostre risorse, siamo una comunità eccezionale, dobbiamo solo crederci un pochino di più. Quando abbiamo pensato al festival, abbiamo contattato, diceva prima, Elio Le Storie Tese, ne parlavo al bar, no? Vai al bar, parli con qualcuno e la risposta era ma cosa vuoi che Elio Le Storie Tese venga qui? Perché non dovrebbe? Cioè, cosa c'è qui? C'è una pestilenza? No, è Montebelluna, è un bel posto, siamo in piedi del Montello, vicino alle colline UNESCO, abbiamo Asolo attorno, una città splendida. Perché un artista dovrebbe dirci no? Cosa abbiamo fatto di male? Ma c'è sempre questo sottobosco di provincialismo, quello che fa più danno, cioè quello che dice non ce la possiamo fare, figuriamoci se. Ecco, questa cosa secondo me dobbiamo toglierci questa patina di polvere, di pessimismo e rilanciarci verso il futuro in qualsiasi ambito. Mi pare che il piglio sia quello giusto. Allora, con questo piglio, cosa diventerà il Mato Rosso Music Festival nei prossimi anni? Siamo alla edizione 0, ma ambisce a diventare cosa? Ma allora, noi abbiamo tanti riferimenti importanti attorno a noi. C'è un festival molto bello, importante, che per noi rappresenta un modello, che è l'Ama Music Festival, che è a Romano. E loro sono ispirazione per noi. Ci piacerebbe poter raggiungere in qualche anno al livello loro. Altri festival sono importanti, ma soprattutto vorremmo che questo fosse il festival di Montebelluna, cioè che il montebellunese si riconoscesse in questa manifestazione passo passo, che la frequentasse come fosse casa propria e che la vivesse con la serenità dei nostri luoghi, delle nostre piazze, perché è un'opportunità e nelle nostre idee l'intenzione è quella ogni anno di mettere un mattoncino in più. Le fondamenta però si fanno in questo 2024, pertanto vi invito a partecipare, vi invito ad informarvi. Abbiamo un servizio informazione attivo sempre, potete contattarci sui social, attraverso il sito, le caselle mail, al telefono, ma partecipate al festival perché per noi significa definire un percorso.
Allora abbiamo ancora un minuto, allora approfitto di lei, dico anche alla regia, ringrazio intanto Alessandro Granziera e Tommaso Migotto. A questo punto, dopo il nostro Nicola Palumbo, chiudiamo. Allora andiamo sul concreto, si parte l'11 con... Allora abbiamo una sera che noi chiamiamo nostalgia, si parte con un format che si chiama Voglio tornare negli anni 90, quindi anche il nome dice che si guarda un pochino indietro, e poi avremo il concerto degli Sonora, che sono una band che ha vinto Sanremo Giovani e che torna con un grande tour che farà tappa anche qui. Poi abbiamo venerdì sera, parla un po' un target un po' più giovane, con D'Argent Amico, con Mecna, padre dell'hip hop italiano, uno dei padri quantomeno, e l'eccentrica Miss Cheta, che con la sua maschera ormai iconica, ormai da qualche anno, più di da qualche anno, fa ballare le piazze e i nostri club. Il sabato, diceva prima, abbiamo Elio, le storie tese, prima ci sono i Selton e prima ancora i Jaspers, quindi una giornata anche quella che parla un target ben chiaro, chiama quei generi di quel folk pop italiano che anche un po', come dire, sarcastico, un po' ironico, un po' da sapersi prendere in giro. La domenica, che sarà l'ultimo giorno, è una giornata di indie italiano, quindi Nada, grande artista italiana che da tantissimi anni ormai scalda il cuore dei propri fan. Poi abbiamo Appino, che è il frontman degli Zen Circus, band di indie rock italiano tra le più note, e Vasco Brondi, che anche lui è un padre fondatore dell'indie in Italia, e insomma per gli amanti di quel genere del cantautorato siamo certi che quella potrà essere una grande serata. Benissimo, è stato molto... E poi dobbiamo smontare, che quello io ho già il pensiero quando devo smontare. Ah beh, certo, poi saranno cavoli vostri, come si suol dire. Vabbè. Esatto. Allora, grazie Nicola Palumbo, dall'11 Matto Rosso Music Festival, grazie davvero. Siamo in chiusura, vi lascio dopo il meteo, vi lascio al documentario Borgo Italia, e poi alle 2:30 Totò, Fabrizi e i giovani d'oggi, un classico, 1960. Arrivederci.